Una notizia scottante ha appena colpito i retroscena del calcio europeo e noi siamo qui per fornirvi tutti i dettagli. Ma prima non dimenticate di lasciare il vostro like, di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie del calciomercato. Ora passiamo agli affari. Victor Osimhen è sempre più vicino a una nuova avventura in Europa. L'attaccante nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, tornerà al Napoli in estate. Ma la sua permanenza nella squadra partenopea è tutt'altro che esclusa. Il rapporto tra club e giocatore si sta logorando e la partenza dell'attaccante sembra inevitabile. La Juventus si è inserita nella corsa. Secondo Tuttomercatoweb, Cristiano Giuntoli sta già lavorando dietro le quinte per portare Osimhen a Torino e formare un attacco forte con Kolo Muani, ex PSG e attualmente giocatore chiave nella formazione di Thiago Motta. L'allenatore, infatti, ha già dato il suo benestare all'ingaggio, aumentando ulteriormente le possibilità che l'affare si concretizzi. Il grande ostacolo per la Juve, tuttavia, è la clausola di uscita del giocatore. Osimhen ha un valore fisso di 75 milioni di euro, ma questa clausola non è valida per i club italiani. Ciò significa che la Juventus dovrà negoziare direttamente con il Napoli e cercare un accordo diverso, il che potrebbe rendere l'operazione più difficile. Il PSG e i club dell'Arabia Saudita sono ancora in corsa. Il Paris Saint-Germain sta seguendo da vicino la situazione e sta valutando la possibilità di mettere insieme Osimhen e Kvaratskhelia, ora giocatore del club francese. Le squadre saudite stanno cercando di allettare l'attaccante con un contratto astronomico, ma al momento il nigeriano preferisce rimanere in uno dei grandi campionati europei. E adesso, tifosi, cosa ne pensate di questa possibile destinazione di Osimhen? Sarebbe adatto alla Juventus? Sarebbe meglio vederlo al PSG insieme a Kvaratskhelia? Oppure l'Arabia Saudita potrebbe fare la mossa finale? Lasciate la vostra opinione nei commenti e partecipate al dibattito.